veneziano in carcere in Sudan da circa 2 mesi è stato rilasciato, si trova ai domiciliari in un albergo ad attenderlo il padre. Siamo felici, ma dopo quanto accaduto non possiamo cantare vittoria, parla Alvise, il fratello di Marco Zennaro, che racconta: ho mangiato un piatto di spaghetti appena potuto. Sgominata la banda che nel 2017 tentò l'assalto a mano armata con i fumogeni in gioielleria a San Marco, 8 gli arresti grazie all'Interpol e ai carabinieri di Venezia. Caso AstraZeneca, Zaia conferma il richiamo per gli under 60 sarà con Pfizer o Moderna, coinvolti 36.000 veneti, per lo più insegnanti e forze dell'ordine. Servono più agenti subito, a dirlo il sindaco di Jesolo Valerio Zoggio dopo gli episodi del fine settimana, e dice le discoteche potrebbero essere un deterrente. Tentato stupro a Venezia, Canareggio, nella notte appena trascorsa, la ragazza, una 25enne che stava rincasando dal lavoro, salvata dai residenti richiamati dalle sue grida. Festa di Sant'Antonio, ascolti il record per la lunga maratona in diretta del gruppo Media Nord-Est, ieri dall'alba alle 22:30, il viaggio della reliquia, le messe, l'attesa, la gioia dei fedeli. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete sentito in primo piano la cronaca, l'imprenditore Marco Zennaro è stato rilasciato e ora si trova ai domiciliari in albergo in Sudan in attesa che si chiariscano le accuse a suo carico. Ad attenderlo una volta fuori da quella stanza in cui è stato detenuto per tutto questo tempo in condizioni disumane c'era il padre Cristiano. Eccoli, finalmente insieme. Dopo oltre 2 mesi di angoscia, Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano 46enne, è stato rilasciato per trascorrere i domiciliari in albergo, in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico. La conferma arriva dalla Farnesina. La scarcerazione è arrivata nel quadro di un lungo negoziato, seguito passo dopo passo dall'ambasciatore a Khartoum e dal direttore generale Vignali, che si era recato in missione in Sudan nelle scorse settimane su indicazione del ministro Di Maio, che ha espresso soddisfazione. Per ora Zennaro dovrà restare in Sudan ad affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto. Immediate le reazioni da parte del mondo politico. Il sindaco Brugnaro ha espresso gioia e soddisfazione, ringraziando il premier Draghi per il lavoro decisivo della nostra diplomazia. Tiriamo un primo respiro di sollievo, è stato il commento del governatore Zaia, perché Marco esce da un regime carcerario disumano al quale è stato costretto. Dopo ciò l'obiettivo è riportarlo a casa, ha concluso. Così la pensa anche il senatore veneziano Ferrazzi. E ora si tratta di lavorare tutti insieme compattamente, come abbiamo fatto fino adesso, per lavorare per la sua liberazione, cioè per riportarlo a casa. È per questo che ci dobbiamo coordinare tutti, dobbiamo coordinarci col governo, con la Farnesina, perché questa è una tappa importante ma non è la definitiva. Soddisfatte le tante associazioni veneziane sportive che in queste settimane hanno organizzato manifestazioni e lanciato appelli con l'hashtag Marco Libero per farlo tornare a casa. L'ultima domenica a Venezia, nel giorno di Sant'Antonio, quella dei regatanti, durante la quale la moglie Carlotta è riuscita a contattare Marco con una videochiamata in cui lui ha potuto vedere la grande mobilitazione in suo onore e non è riuscito a trattenere le lacrime. Martedì è attesa una nuova udienza civile. Siamo felici, ma dopo quanto accaduto non possiamo cantar vittoria, parla il fratello di Marco Zennaro, che racconta: ha mangiato un piatto di spaghetti quando ha potuto. Non sono ancora riuscito a sentirlo, diciamo che volutamente non l'ho chiamato, sto lasciando che si riposi se ha bisogno di riposarsi. Ho sentito mio padre, mi ha detto siamo qua, è di là, si è fatto la doccia, ha mangiato un piatto di spaghetti. Doccia, spaghetti e un comodo letto. Ciò che per molti è normale oggi per Marco è stato il raggiungimento di un sogno, ma è ancora presto per essere tranquilli, dice il fratello. Non bisogna cantare vittoria finché Marco non sarà qui a Venezia dalla sua famiglia, insieme ai suoi dipendenti qua in officina. Siamo contenti, felici, emozionati di quanto è successo oggi dopo tutto questo tempo, però restiamo cauti, restiamo coi piedi per terra perché conosciamo anche quanto è successo in precedenza. Io penso che lui da un lato sia molto contento, penso che adesso farà tutte le telefonate ai familiari, ai suoi figli e poi però già domani si capirà molte cose.
Ecco perché domani infatti c'è un'udienza importante. Domani sarà di nuovo presa in mano l'udienza, sarà di nuovo ridiscussa e si capirà anche domani che cosa succederà nei prossimi giorni. Sicuramente il primo stato d'animo può essere stato quello di liberazione, ma come vi ho detto prima c'è anche l'angoscia che rimane, persiste e sicuramente non sarà una cosa che passa in poche ore. La presenza di Marco è fondamentale anche in azienda. Abbiamo contato finora sulla buona volontà, anche sulla competenza e la professionalità dei dipendenti che sono riusciti a portare avanti fino adesso l'attività, ma è chiaro che senza l'amministratore delegato una situazione così non è più sostenibile. Quindi anche l'appello che facciamo noi è che quello che il governo si attivi per riportare a casa il prima possibile Marco. Non è semplice continuare un'attività senza avere un riferimento, senza avere l'amministratore all'interno. Siamo tutti molto preoccupati, aspettiamo tutti Marco a casa. Che cosa ha dato forza a Marco in questi mesi? Me lo domando anche io veramente. È difficile capire da dove gli siano arrivate le forze. Continuiamo con la cronaca, il tentato colpo a San Marco con fumogeni, arrestata la banda ricercata in mezza Europa, fondamentale il coordinamento dei carabinieri di Venezia con l'ufficio europeo di polizia. Fumogeni su piazza San Marco per la tentata rapina a mano armata alla gioielleria Rocca, all'improvviso panico tra la gente, avvolta e spaesata dalle inaspettate coltre di nebbia. Il primo dei due fumogeni qui ai piedi del campanile, l'altro appena più in là sotto la torre dell'orologio. 17 marzo 2017, 14 giugno 2021 si stringe il cerchio dell'indagine denominata San Marco dei carabinieri della Compagnia di Venezia e coordinata da Europol con i colleghi cioè della polizia francese, austriaca, estone e finlandese con la procura di Venezia e gli equivalenti dei citati paesi esteri. 8 le persone arrestate per il tentato colpo di 4 anni fa e per altrettanti in tutta Europa messo in atto da una banda estone composta da paramilitari con soldati sbandati e tossicodipendenti. Sono tutti soggetti estoni, soggetti che vanno da un'età di circa 20 anni più giovani, diciamo la manodopera, fino ai 40 anni. Dopo il tentato assalto a Venezia, la banda con le stesse modalità aveva agito anche a Bastia in Francia e quindi in Austria con il conflitto a fuoco a Innsbruck e il ferimento e l'arresto di 3 della banda. Il capo accusato di oltre 100 rapine e pure di omicidio. Incastrati da questa foto pubblicata sui social da un gruppo di vicinato di Marcon, insospettito dal fare ambiguo dei soggetti che dormivano in questa Chrysler con targa estone, peraltro segnalata sempre ai carabinieri da un altro cittadino di Marcon. Tramite un sito di Facebook, possiamo dirlo in questo caso, ci ha permesso di raccogliere la foto di una macchina con la presenza degli autori della tentata rapina che era stata fatta qualche giorno prima. Fondamentale anche l'ausilio della polizia locale dei tantissimi frame ottenuti anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella città metropolitana. Il coordinamento è sempre fondamentale e porta sempre alla risoluzione del problema. Ed ora parliamo invece del caso AstraZeneca. Zaia conferma il richiamo per gli under 60 sarà con Pfizer o Moderna, coinvolti 36.000 veneti, per lo più insegnanti e forze dell'ordine. C'è ovviamente tutto un problema di riprogrammazione perché noi abbiamo 36.000 persone segnate nelle agende con AstraZeneca. Sono 36.000 i veneti, per lo più insegnanti, forze dell'ordine e categorie essenziali che dovranno ricevere il vaccino eterologo. Così è stato deciso dal Comitato Tecnico Scientifico. Sotto i 60 anni chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca ora farà Pfizer o Moderna. Il Veneto non ha mai fatto l'Open Day ma ha scelto di vaccinare solo per classi di età e questo, dice Zaia, ci ha salvato. Ci ha salvato da un guaio che poteva essere molto più grande, perché se noi avessimo fatto magari come qualche altra regione saltando dai 70 poi aprivamo i 40 e visto che c'eravamo utilizzavamo un po' di AstraZeneca per avere il magazzino evaso eccetera, oggi noi avremmo dei richiami in seconda dose molto più importanti di 36.000 dosi. Nei centri vaccinali veneti si sono presentate anche persone, per ora solamente 4, che hanno rifiutato di mescolare i vaccini tra prima e seconda dose.
Tutto il balletto fatto a livello nazionale con AstraZeneca è a dir poco imbarazzante, dice Zaia. Sul fronte vaccini in Veneto in magazzino ci sono 279.992 dosi così ripartite. AstraZeneca 137.356, Johnson Johnson 88.724, Moderna 16.919 e Pfizer 41.993. Temo che a luglio non sarà così rosea la fornitura di vaccini, continua Zaia. Non pare ci siano trend in aumento, sarebbe una fortuna averli stabilizzati. Sulla terza dose dice: Il Green Pass parla di validità fino a 9 mesi dall'ultima dose. Letta tra le righe vuol dire che dopo 9 mesi qualcosa deve accadere. Allora, io penso sia impensabile che non ci sia un richiamo, no? Intanto l'assessore Emanuela Lanzarini ha spiegato che i farmacisti stanno ormai ultimando i corsi per poter vaccinare. Ci spostiamo ora a Jesolo, servono più agenti, subito a dirlo è il sindaco, dopo gli episodi del fine settimana, e dice le discoteche potrebbero essere un deterrente. Ho chiesto con insistenza l'invio di rinforzi perché siamo troppo in pochi. Polizia locale sono quelli che sono, di più non possiamo averne. La Polizia di Stato e i Carabinieri, se non arrivano i rinforzi, anche loro ovviamente sono limitati come numero di agenti e quindi ci servono più forze in campo, soprattutto nei weekend, ma non 2-3, servono 20, 30, 50, 100 persone in più. L'appello del sindaco di Jesolo che si è rivolto al prefetto è chiaro. Dopo il caos sulle spiagge con giovani di giorno distesi sulla battigia, di notte in mezzo a lettini e ombrelloni in preda ai fumi dell'alcol, nonostante la sua ordinanza che ha comunque portato a 11 sanzioni da 200 euro sabato notte, serve molto di più. Ecco perché anche AIA e Confcommercio hanno scritto a Ministro dell'Interno, prefetto e Questore di Venezia. Sono anni che ci troviamo sempre a ridosso della stagione, la stagione è già inoltrata, a dover richiedere rinforzi necessari per una località che di 26.000 abitanti ma che durante il periodo estivo diventa una piccola metropoli. Ma la risposta del prefetto, ahimè, al sindaco non è stata molto rassicurante. Mi ha già avvisato che quest'anno almeno, fin tanto che c'è il G20 a Venezia, avremo pochissimi rinforzi. Però io ho bisogno di rinforzi subito e secondo me è un deterrente, questa è una mia idea, però penso che sia condivisa anche da altri e sono quasi sicuro che potrebbe funzionare, l'apertura delle discoteche, perché questi giovani che si ritrovano, che non sanno cosa fare, si annoiano, non hanno punti di aggregazione importanti, con l'apertura delle discoteche, che speriamo che avvenga ai primi di luglio, anche se non siamo ancora sicuri, hanno dei luoghi in cui si possono trovare, si possono sfogare, scaricare, non ubriacarsi, ballare, eccetera. Ma d'altra parte non si aprono le discoteche per non creare aggregazioni, ma se chi veniva sabato a Jesolo, le aggregazioni di centinaia e centinaia e centinaia di persone tutte appiccicate c'erano, quindi cosa cambia? E tra l'altro quasi tutti senza mascherina. Tentata violenza nella notte appena trascorsa a Venezia, 25enne aggredita da un 50enne trevigiano, a salvarla il residente di Canareggio, arrestato l'aggressore. La cosa che diceva più spesso era aiutatemi, poi diceva ti prego, no, aiutatemi. Si capiva che mentre stavano lottando non erano urla vere e proprie, erano sì urla ma disperate, quasi strozzate dalla paura, dal terrore. Parole del concitato racconto di Pietro De Polo, il veneziano di 33 anni che l'altra sera ha sventato insieme ad altri residenti il tentato stupro infondamente degli Ormesini a Venezia nei confronti di una 25enne che aveva da poco terminato il suo turno di lavoro. Stava rincasando, che erano circa le 2 del mattino, lungo una di queste calli a Canareggio. A salvarla le sue stesse urla sentite dalle finestre, dai vicini, dai residenti che sono accorsi facendo scappare l'aggressore.
Subito fermato dalla polizia, allertata dagli stessi residenti, l'uomo si tratta di un 50enne trevigiano, con la ragazza ancora sotto shock, come racconta Pietro, ex oste, che preferisce restare in disparte. Poi, avendo visto che comunque scese una signora, c'era un signore, c'era un altro ragazzo che è passato che poi ha fatto il ponte e è andato dall'altra parte, insomma c'erano già 3-4 persone, quindi infatti io spero un giorno di poterla incontrare anche per solo darle un abbraccio, insomma, a questa ragazza, che non so neanche chi sia, perché non so chi sia. È in corso in Campo San Lorenzo un'assemblea pubblica organizzata dalla Municipalità di Venezia, Murano e Burano sui disservizi che stanno caratterizzando il trasporto pubblico soprattutto in laguna. Sono presenti anche rappresentanti dei comitati, dei sindacati, ma si sono iscritti a parlare anche diversi semplici cittadini e utenti a CTV. Nonostante siano stati invitati, non è presente alcun rappresentante né dell'azienda né del comune. Dopo 4 scioperi e settimane di dibattiti, proteste per la mancanza di corse, polemiche per mezzi troppo pieni o troppo vuoti e persino aggressioni al personale a CTV, la crisi del trasporto pubblico veneziano approderà anche a Cafarsetti alle 15 di giovedì 17 giugno, come richiesto dal Partito Democratico e dagli altri partiti di opposizione. Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina a 9 km ad est di Eraclea con magnitudo 3,1 e profondità 30 km. La terra è tremata alle 8:31. La scossa non ha provocato conseguenze serie. Risulta una sola telefonata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, una persona che ha chiesto informazioni, ma nessun danno segnalato a persone o a cose. E ascolti il record per la diretta della festa del Santo. Ancora una volta si conferma la potenza della devozione popolare nei confronti di Sant'Antonio. Ancora una volta i veneti e il mondo intero hanno confermato che la devozione nei confronti di Sant'Antonio non ha confini. L'amore della gente per il santo con la S maiuscola è reso ancora più saldo dal periodo di grande difficoltà che tutti stiamo vivendo da troppo tempo ormai. Questo rapporto è stato ribadito per l'ennesima volta grazie anche a Rete Veneta, che ha portato nelle case di tantissimi veneti le immagini di una giornata straordinaria. Fin dalle 5:30 del mattino il grafico ufficiale dell'Auditel, che raccoglie e diffonde i dati di ascolto delle televisioni del Veneto, afferma la presenza di centinaia di migliaia di persone davanti alla TV di casa. Poi è tutto un crescendo con la reliquia del santo che esce per la prima volta dopo secoli dalla Basilica della Salute di Venezia per viaggiare sulle terre tanto amate da frate Fernando da Lisbona fino alla città che custodisce il suo corpo e il suo culto. Anche nel pomeriggio, quando il busto del santo viene portato nei luoghi simbolo di Padova, il volume dei contatti televisivi è altissimo, per una giornata da record per Rete Veneta e per la televisione del Veneto in generale. Dopo il volo in elicottero del 2020, il santo ha cambiato percorso e molti pellegrini sono tornati a visitare la basilica. Quel che non cambia è la potenza inaudita della devozione popolare e la capacità del gruppo Media Nord-Est, esercitata da giornalisti, tecnici, operatori e registi, di portare nelle vostre case questo sentimento travolgente. Ancora una volta, noi con i veneti, per raccontare una regione, un popolo, una storia bellissima, quella Il presidente della Biennale Roberto Cicutto e la direttrice Cecilia Alemani hanno svelato il mistero sul titolo e tema della Biennale d'Arte 2022. Andiamo a scoprire qual è. La Biennale di Venezia, guidata dal presidente Roberto Cicutto, è una macchina inarrestabile di cultura ed eventi per il rilancio mondiale della città. Mentre è in pieno corso la mostra di architettura, con il cinema già nel mirino a settembre, il presidente Roberto Cicutto e la curatrice della 59esima esposizione internazionale d'arte Cecilia Alemani, nominata direttrice del settore arti visive dal precedente consiglio d'amministrazione nel gennaio 2020, hanno annunciato il titolo e il tema della Biennale d'Arte 2022, che si svolgerà dal 23 aprile al 27 novembre del prossimo anno, con preapertura dal 20 al 22 aprile ai Giardini e all'Arsenale in vari altri luoghi di Venezia. La 59esima esposizione internazionale d'arte si intitola Il latte dei sogni. La mostra prende il nome da un libro di Leonora Caringo, in cui, come spiega Cecilia Alemani, l'artista surrealista descrive un mondo magico nel quale la vita è costantemente reinventata attraverso il prisma dell'immaginazione e nel quale è concesso cambiare, trasformarsi, diventare altri da sé.
La mostra propone un viaggio immaginario attraverso le metamorfosi dei corpi e delle definizioni dell'umano. Aremani ha già esordito alla Biennale di Venezia coordinando ai giardini l'organizzazione di Musei Inquiete, mostra che ha messo insieme durante la pandemia tutte le sezioni della Biennale. E vi ricordo questa sera in prima serata la nostra trasmissione Ring, gli ospiti Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, Sergio Giordani, sindaco di Padova, e subito dopo Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, e padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Sant'Antonio. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'estate 2021 decolla, l'anticiclone africano si espande, i prossimi giorni saranno all'insegna di un tempo in prevalenza stabile e di un caldo intenso. Il dettaglio di martedì 15 giugno. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato, su tutti i settori della nostra regione splenderà il sole, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per qualche occasionale addensamento in mattinata, ma del tutto innocuo. Venti localmente moderati, orientali, temperature in lieve aumento, clima caldo e afoso, minime tra 14 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo più nuvoloso in mattinata, ampio soleggiamento con il passare delle ore e senza piogge. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime poi sui 24-27 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, anche qui tanto sole e nulla di particolare da segnalare. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.